polizia somala si prepara per la parata militare, con cui verrà celebrata l'indipendenza concessa dall'Italia con 6 mesi di anticipo sulla data stabilita dalle Nazioni Unite. Ai somali piacciono le allegre fantasie e le donne, a volte in vivide fute, con i veli incrostati di lustrini, partecipano alle manifestazioni di gioia, mentre la città sembra sciogliersi in un bagno di luce perlacea. Nasce il nuovo Stato, al quale vanno i nostri auguri sinceri. Il periodo di Aden Abdullah era un periodo molto positivo, tutti erano molto fiduciosi uno con l'altro, quindi la Somalia era divisa in 5 parti. Ecco quello che significa anche la stella a 5 punti che è nella bandiera somala. Quindi una parte italiana, una parte inglese, una parte francese, una parte che se l'aveva l'Etiopia e un'altra parte che sarebbe la parte del Kenya. Due vite parallele. Da un lato quella di un uomo, ambasciatore a Roma, nella capitale del paese, l'Italia, che ha guidato la transizione alla democrazia tra luci ed ombre. Vecchie foto simili a quelle di un film o di un rotocalco di quegli anni. Dall'altro un popolo che forma attraverso libere elezioni i primi rami istituzionali come la pubblica amministrazione. Su tutto incombe però la tradizione con le cosiddette cabile, le tribù. Le cabile erano in apparenza sparite, c'erano sempre quelli che sentivano che non avevano trovato il loro share nell'amministrazione. Addirittura c'è stata una scissione di una parte del partito della Lega Araba del governo.